Le sensazioni sono lo stato d'animo e quello di felicità, perché comunque si raggiunge un obiettivo che ci eravamo prefissati come squadra all'interno dello spogliatoio ad inizio anno, e quindi è il coronamento di un percorso lungo, fatto di ostacoli che i ragazzi sono stati bravi a portare a termine. Intanto l'aspetto fondamentale, indipendentemente da tutto, è l'aspetto mentale di come una squadra si deve preparare a questa finale. Oggi abbiamo saputo in albergo che comunque poteva andare oggi con la partita col Catanzaro, noi arrivavamo al primo posto. La squadra però ha avuto l'atteggiamento di una squadra che voleva scendere in campo per vincere, giocare bene e portare a casa i 3 punti, quindi la mentalità questa squadra ce l'ha. Noi ci prepareremo nel migliore dei modi, consapevoli che siamo per me la squadra più forte del campionato, perché ha un organico veramente importante e poi penso che la squadra sia abbastanza organizzata, quindi con tanta umiltà intanto concludiamo il campionato a Gubbio, perché abbiamo un'altra partita, il campionato da onorare, e poi ci prepareremo nel migliore dei modi con degli allenamenti mirati, facendo gruppo, probabilmente faremo anche una settimana di ritiro, cercheremo di prepararci nel migliore dei modi, perché dopo un percorso del genere dobbiamo solamente aggiungere quella ciliegina sulla torta che ci meritiamo, che è la vittoria finale. Hanno fatto quest'anno questo format, hanno cambiato il regolamento, eravamo consapevoli ad inizio anno che purtroppo la prima in classifica non poteva accedere direttamente al campionato di Primavera 2, però il primo posto comunque ti dà il vantaggio di giocare il ritorno in casa. E comunque, a parte che c'è anche l'andata fuori da giocare, questa squadra ha dimostrato anche in trasferta di fare prestazioni importanti. E poi in casa ho detto ai ragazzi, la finale, soprattutto la gara di ritorno, deve essere solamente una festa da condividere con la gente che ci ha supportato durante questo percorso che è iniziato i primi di agosto. Diciamo che noi comunque durante la stagione, dipende la gara, dipende anche l'avversario, cambiamo struttura, quindi possiamo costruire a 3, lavorare anche con le 2 punte come abbiamo fatto oggi. Diciamo che non era una novità, ripeto, in base all'avversario noi siamo bravi a leggere la gara e a interpretare la partita nel migliore dei modi, quindi comunque è una soluzione sulla quale noi in settimana lavoriamo abbastanza, per dare dei riferimenti importanti alla squadra e anche per togliere i riferimenti ai nostri avversari che magari non sanno come giochiamo, un po' per disorientare i nostri avversari stessi. Mister, una stagione questa 2022-23 che l'ha vista protagonista finora tra la prima squadra e i suoi ragazzi. Intanto la soddisfazione di avere portato comunque diversi profili ad allenarsi stabilmente o comunque molto frequentemente con la prima squadra, penso che sia un buon viatico per il futuro. E poi a questo punto penso che vuole completare l'opera. Ma assolutamente, io con lo staff, che ringrazio per il sostegno che mi dà dal primo giorno, quindi il prof Pillitteri, Giovanni Tarantino, i preparatori dei portieri, Marco Mazzola, Cicciolo Galbo, i dirigenti, tutti quelli, lo staff sanitario. Ovviamente l'obiettivo è stato raggiunto da parte di tutti. Non abbiamo nessuna intenzione di mollarlo, ripeto, noi ci prepareremo nel migliore dei modi per completare tutto. Ci mancano 2 finali, sono convinto che ci faremo trovare pronti.